La fertilità del suolo e le tecniche agronomiche per preservare i terreni è il tema di un incontro realizzato da Geocentro, azienda di Castelfranco Emilia nel Modenese, specializzata nella erogazione dei mezzi tecnici per l'agricoltura. Mantenere la fertilità dei suoli è una necessità, visto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, insomma il suolo è stato, ahimè, purtroppo spesso sfruttato. Cosa fare per mantenere questa fertilità utilizzando concimi naturali ma anche concimi organominerali? Il concetto della fertilità del suolo è un concetto determinante, anche perché le piante dal suolo trovano tutti i nutrienti, ma oltre ai nutrienti bisogna preservare quello che sono anche le caratteristiche dei microrganismi e quello che è l'humus e di conseguenza tutti quei concetti legati a un potenziale che andrà poi a coordinare e a promuovere il processo produttivo quantitativo. E in momenti come questi, dove c'è uno sfruttamento del suolo molto intensivo e i cambiamenti climatici ci stanno dando delle evidenze con piogge molto abbondanti che vanno a dilavare azoto e altri nutrienti, ecco che allora andare a integrare questo in maniera coordinata e sotto la supervisione di professionisti, ecco che allora andiamo a promuovere quello che è un buon risultato quantitativo in colture come grano del territorio, come la vite, eccetera. Qual è la soglia oltre la quale non bisognerebbe andare per mantenere la fertilità del suolo in termini di percentuali di sostanza all'interno del suolo? Questa è una bellissima domanda dove la risposta parte da un concetto che non sempre viene rispettato. Quant'è il mio contenuto nel suolo? Quindi quante analisi facciamo del terreno per andare a determinare quello che realmente esiste? Questo è il concetto di base, perché in funzione poi di un responso analitico io posso andarmi a muovere e dare un prodotto con più azoto oppure più potassio, più fosforo. Ma certamente il concetto importante è il carbonio organico, la sostanza organica. Noi stiamo vedendo che al momento attuale i terreni dell'Emilia-Romagna e anche qua di Modena, Bologna e Reggio sono sotto una soglia dell'1%. Questo dimostra che lo sfruttamento che c'è stato costante ha portato a una diminuzione della fertilità e stiamo andando verso un'attività che necessita di apporti non solo di concimi minerali che apportano azoto, fosforo e potassio, ma anche carbonio organico, che allora la parte organominerale dei concimi che abbiamo noi va proprio in questa direzione, apportare i nutrienti ma potenziati e veicolati dalla sostanza organica umificata. È possibile quindi con accorgimenti agronomici riportare ad una percentuale ottimale di sostanze organiche i terreni che magari sono stati depauperati negli anni? Certamente, poi si parla anche di circular economy, di conseguenza tutto quello che è legato a un normale riciclo della parte organica, ma in questo caso di ammendamento, cioè portare tutte quelle risorse legate a una fertilità biologica del suolo ci stanno. Certamente bisogna apportare dei nutrienti che abbiano un'alta efficienza nutrizionale, quindi avere un NPK, azoto, fosforo e potassio, che è complessato o veicolato, potenziato da degli acidi umici, migliora notevolmente queste performance. Il convegno ha rappresentato anche l'occasione per festeggiare i 40 anni di attività dell'impresa. Una presenza più che decennale sul territorio, che cosa significa? Un'attività fondata sull'agricoltura e sugli agricoltori appunto di queste aree dell'Emilia Romagna. Quest'anno festeggiamo i 40 anni di attività. 40 anni dove siamo partiti come una rivendita tradizionale di Apca Modena, di mangimi e farine, e in 40 anni siamo arrivati a costruire una ditta che si chiama Geocentro, che è cresciuta di pari passo con l'aiuto e con la collaborazione di tutte le genti che lavorano la terra del nostro territorio. Abbiamo fatto delle esperienze bellissime. Nel rapporto con le aziende agricole abbiamo fatto degli investimenti insieme, siamo cresciuti, abbiamo sperimentato, abbiamo fatto anche errori, ma siamo arrivati, dopo 40 anni siamo qui, e la presenza che abbiamo questa sera di amici, chiamo così più che clienti, dimostra quanto feeling ci sia fra noi e le aziende agricole, feeling che è stato nato in questi 40 anni
dove la nostra bussola guida è sempre stata quella del rispetto, della trasparenza e della collaborazione. Fertilità del suolo è legata molto alle operazioni culturali che si fanno in campo e anche da quali sono le colture che vengono in rotazione all'interno degli appezzamenti di terreno. Poi la meccanica entra in gioco anche qui, quindi che cosa si può fare utilizzando delle operazioni agronomiche diciamo li chiamo certificate o comunque provate, che consentono di ristrutturare il terreno o comunque far perdere il meno possibile la fertilità del suolo. Sì, effettivamente la fertilità del suolo e la sua connessione con le lavorazioni meccaniche sono un tema di grande attualità che viene affrontato attualmente con un sistema di gestione che viene considerato virtuoso e che prende il nome di agricoltura conservativa, che ha alcuni capisaldo, alcuni principi fondamentali, il primo dei quali è proprio legato alla riduzione delle lavorazioni del suolo, quindi riduzione sia in termini di numero di passaggi, sia in termini di intensità e in generale di contatto tra gli utensili, quindi gli organi lavoranti delle macchine e il suolo stesso, secondo il principio del minimo disturbo del suolo, che è volto proprio a determinare una minore degradazione possibile del suolo che possa appunto ridurre o quantomeno fermare quella che è la degradazione soprattutto della sostanza organica. L'altro principio fondamentale alla base dell'agricoltura conservativa è quella di cercare di mantenere il suolo protetto in qualche modo attraverso il mantenimento per esempio di residui colturali sul suolo oppure in alternativa con colture come cover crops. Le macchine nel primo esempio possono fare molto perché esistono dei sistemi di coltivazione che consentono proprio di mantenere il suolo per lunghi periodi dell'anno coperto e quindi in qualche modo tutelato da fenomeni erosivi e fenomeni di degradazione che sono legati sia a condizioni atmosferiche sia proprio anche al passaggio delle macchine. Questi sono un po' i principi di base legati anche all'avvicendamento che appunto si stanno in qualche modo affrancando e che stanno diffondendosi moltissimo anche in Europa in questi ultimi anni. Quindi le arature profonde sono bandite? Bandite. Allora, nell'ambito dell'agricoltura conservativa non è previsto poter effettuare il rivoltamento del terreno, quindi è una tecnica che in qualche modo viene considerata, come dire, nei suoi aspetti negativi e quindi dovrebbe essere bandita. Poi sappiamo che le realtà sono diverse, le condizioni dei suoli sono diverse, le tipologie, le tessiture e le condizioni operative in cui un agricoltore si trova ad affrontare determinate operazioni che vanno dalla lavorazione alla preparazione del letto di semina, alla semina stessa. Quindi diciamo che ogni realtà ha sicuramente, come dire, deve tenere in considerazione una molteplicità di aspetti. La cui complessità deve essere compresa e spesso l'introduzione di queste tecniche conservative richiede un po' di tempo anche per preparare le competenze degli agricoltori e dei tecnici alla giusta adozione delle tecniche opportune in ogni condizione e circostanza. Abolire completamente l'aratura sì, è un concetto forse un po' in controtendenza, ma io credo ancora in molti aspetti positivi dell'aratura. Tra l'altro adesso ci sono forme di aratura molto meno aggressive rispetto a quelle praticate in passato. Pensiamo per esempio agli ecoaratri, che sono macchine caratterizzate da un numero molto elevato di corpi lavoranti e che lavorano a profondità che sono la metà rispetto a quelle che si utilizzavano con consuetudine fino a 10 anni fa. Quindi insomma un percorso in questo senso sta andando avanti e sicuramente insomma io ritengo che ci sarà una maggiore diffusione di questi sistemi di coltivazione anche legati agli incentivi che i decisori pubblici, chi ci governa, gli amministratori hanno messo in campo per sostenere queste pratiche.
Si è parlato di agronomia, di fertilità del suolo, l'irrigazione è molto importante, ma soprattutto il controllo con la strumentazione dei sistemi irrigui, che sono quelli che poi alla fine fanno la differenza anche economica nell'impresa. Sì, fondamentalmente quando l'impianto comunque ha delle parti automazione, quindi monitoraggio che sia suolo, temperatura, quindi anche in temperatura in funzione di una protezione attiva per l'antibrina, mi passa da un centro di costo puro a un qualcosa che riesco a marginare, a una valorizzazione di un investimento e quindi dei capitali che ho impiegato in un impianto irriguo, che sia di pura irrigazione ma anche con fertilizazione o anche di protezione. Quali sono le più avanzate punte, diciamo, tecnologiche applicate in campi irriguo? Sicuramente, prima cosa, il monitoraggio dell'umidità del suolo. Io devo sapere se il mio suolo è in capacità di campo, oppure sono vicino al punto di appassimento, oppure sono già saturo. Quindi devo contrastare da un lato, se il suolo è saturo, un rischio di lisciviazione, quindi evito magari un turno irriguo molto importante, posso modularlo nel tempo, però se per contro sono lontano dalla capacità di campo dovrò reintegrare, quindi regolarmi con un reintegro. È ovvio che chi fa un po' da padrone, passatemi il termine, è la struttura del terreno, perché è ovvio che certe sensoristiche si adattano a un suolo franco, un suolo molto sabbioso, suolo sciolto, e sensoristiche che invece sono magari pensate per un suolo più argilloso, per un fatto anche di struttura, di come è fatta anche poi le varie sonde, quindi poi si può fare analisi del terreno in funzione di. Poi c'è anche il fattore di risparmio irriguo. Sicuramente una sensoristica mi permette anche un attimo di capire cosa sta succedendo intorno al mio impianto, quindi avere un dato concreto che io posso prelevare, tra virgolette, leggendolo dal monitor della mia centralina o sul mio personal computer, e dire la situazione è questa, posso orientare i miei turni irrigui in un modo piuttosto che nell'altro.